vi ringraziamo di essere qui, insomma, così numerosi per discutere questo libro. Adesso, prima di entrare nel merito, diciamo, del libro e in realtà delle tante questioni che il volume si porta dietro, io sono Tommaso Baris, modero questo incontro e do la parola al professore e presidente dell'Istituto Gramsci Siciliano, Salvatore Nicosia, che conoscete tutti e che ha, diciamo, voluto questo incontro e ha accettato questa proposta con grande gioia da parte nostra. Prego. Grazie tante. Una notizia di questa mattina: una commissione dell'ONU indipendente e internazionale, dopo lunga discussione, dopo lunga analisi, ha espresso l'opinione che in questo momento si stia consumando a Gaza un genocidio. Io su questa questione della definizione sono un po' scettico, perché le parole sono parole, ma le cose sono cose. Cioè, se anche noi la chiamassimo gita scolastica, cambierebbe nulla nella sostanza, cioè di uno sterminio si tratta. Tecnicamente, giuridicamente le cose sono così, lo sappiamo, però questa cosa non è non cambia molto. Ma la risposta immediata di Israele è stata: sono 3 antisemiti. Cioè, il meccanismo ormai è così chiaro, cioè sostenere le ragioni della Palestina, dei palestinesi di Gaza, significa automaticamente essere antisemita. Io penso che le malefatte non si elidono, quello avviene nelle proporzioni e nelle equazioni, cioè che si elidono 2 cose. Tu hai fatto questo, tu hai fatto quest'altro, lo possiamo elidere? No, non si elidono, si sommano. In questi casi si sommano. Le malefatte subite dagli ebrei non li autorizzano a farle agli altri, perché questo sembra che si compensa e che nulla è successo. In realtà sono successe delle cose tremende che hanno sconvolto il quadro delle nostre certezze politiche ed etiche negli ultimi tempi. Io sento questa lacerazione tremenda di una politica e di un'etica che professavo come potevo prima e di quello che invece c'è ora. Dico questo perché offro lo spunto per dire di che cosa parla questo libro, proprio di questa colpevolizzazione della solidarietà con la Palestina, cosa che avviene naturalmente soprattutto in Germania, perché la Germania non da ora, non dalla guerra di Gaza, la Germania ha un nervo scoperto col semitismo e con l'antisemitismo che risale naturalmente a 90 anni fa. Quindi il libro esamina questo problema, pone tanti altri problemi, lo esamina con documentazione per quanto riguarda la Germania, appunto, tanti atti che magari noi ignoriamo in cui c'è questo schema. Siamo contenti quindi di poter ospitare questo dibattito e la professoressa che è nostra ospite. Grazie. Allora, buonasera a tutti di nuovo. Provo un po' a spiegare il senso dell'iniziativa e, come dire, a dire quello che vorremmo fare, come abbiamo pensato di organizzare questa discussione. Questo non è un testo, come dire, sulle cause storiche del conflitto israeliano-palestinese. In questo volume voi non troverete una ricostruzione storica degli eventi, lo anticipo perché magari può essere interessante. Ovviamente l'Istituto, anche su sollecitazione dei soci, ci abbiamo messo un po' di tempo, ma organizzerà un altro incontro il 6 ottobre che sarà invece proprio dedicato alla ricostruzione storica. Presenteremo e faremo una discussione con Arturo Mazzano e Maria Chiara Rioli. Questo però è un libro che, a partire dalla questione dell'antisemitismo, in realtà ragiona su come si è costruito il dibattito pubblico nei paesi occidentali, in particolar modo nel cuore dell'Europa,
in Germania, ma non solo. Secondo me, diciamo, l'elemento interessante per cui abbiamo scelto di presentarlo è che alcune delle questioni che sono calate nel caso tedesco hanno in realtà un valore più generale. Il caso tedesco ha effettivamente una sua peculiarità, perché anche proprio da un punto di vista formale, istituzionale, come dire, la particolare definizione di che cosa sia il crimine di antisemitismo produce tutta una serie di effetti anche, diciamo, legali, giuridici, in particolar modo nei confronti, diciamo, sia degli intellettuali, degli studiosi, anche degli artisti che assumono una serie di posizioni politiche, che in realtà, diciamo, anche rispetto alla possibilità o meno di come dire, avere manifestazioni di massa, collettive, eccetera. Peraltro, come dire, non è il tema specifico di questo libro, ma Donatella Della Porta, che presento rapidamente, professoressa di scienze politiche, adesso alla Scuola Normale di Pisa, diciamo, è una importante studiosa dei movimenti sociali e collettivi. Io le sono particolarmente grato per, diciamo, tutta una serie di volumi, però due li ricordo. Uno era Protesta e Polizia, in cui si ritornava, scritto con Herbert Reiner, che è nascosto da qualche parte, ma c'è perché ha preso il caffè con me prima, quindi lo so. Un volume uscito per il Mulino tanti anni fa, in cui diciamo, analizzava anche storicamente come dire, la gestione dell'ordine pubblico in Italia, ma io gli sono molto grato per un piccolo libricino che si chiamava New Global, in cui ovviamente faceva, diciamo, chiudeva un modo di discutere di quello che è stato il movimento alteromondista, quello di Genova del 2001, per capirci, dei social forum, che veniva chiamato ovviamente no global, come a dire che era solo contro qualcosa. Però mi sembra, diciamo, al di là del dettaglio autobiografico a cui ci tengo, avendo fatto parte di quel movimento rivendicandolo, questo cambio di linea, questo tentativo di analizzare invece le questioni che poneva, a me pare che proprio la sua sensibilità di studiosa dei movimenti collettivi politici l'abbia portato ad affrontare questo tema qui, cioè cosa succede quando nella democrazia occidentale, in un paese sicuramente democratico come è la Germania, in realtà si costruisce un discorso pubblico in cui si sopprimono le voci critiche utilizzando un elemento come l'antisemitismo, questo non solo rispetto al mondo intellettuale, ma anche rispetto proprio alla possibilità di agire, come dire, il dissenso attraverso forme di mobilitazione organizzata, cioè attraverso la possibilità di scendere in piazza, perché, come dire, l'elemento della delegittimazione morale attraverso l'accusa di antisemitismo di fatto finisce per ostruire qualsiasi spazio di discussione pubblica. Donatella nel libro spiega quali sono come dire, proprio i casi specifici, eccetera, però io, diciamo, per iniziare la discussione abbiamo pensato a un format, diciamo, aperto. Io porrò alcune questioni a Donatella, lei risponderà, interverranno poi Giuseppe Lipari ed Amal Kayal, che risottoporranno altre questioni, e speriamo poi che, come dire, da questa botta e risposta nascano una possibilità di discussione anche con voi. Parto dalle prime tre questioni. La questione dell'antisemitismo. Io sono, diciamo, di formazione uno storico, o almeno cerco di essere tale. Io avevo imparato che l'antisemitismo era il lato oscuro, ma della storia dell'Europa occidentale, o se vogliamo dell'Occidente. Cioè era gli ebrei intesi considerati come gruppo separato, come altro, come diversità, come elemento su cui si andava a contensare in momenti storici diversi, con molte differenziazioni, perché abbiamo ovviamente un antigiudaismo religioso che poi diventa altra cosa nel corso dell'Ottocento, assume una dimensione biologica e razziale, però, come dire, noi avevamo pensato alla storia dell'antisemitismo come lato oscuro della coscienza europea, e questo è storicamente. Se noi pensiamo a
come dire, i vari processi di espulsione degli ebrei prima dalla Spagna, la questione, diciamo, della costituzione di aree dove quella parte di popolazione era concentrata, la nascita di stereotipi, fino tutto questo a culminare, diciamo, nell'antisemitismo che incontra il razzismo biologico che caratterizza la storia del Novecento. E invece qui l'elemento, e avevamo visto che questo tema era in realtà fortemente intrecciato alla cultura delle destre e delle destre radicali in particolar modo. Nel discorso pubblico attuale invece l'antisemitismo è paradossalmente cavalcato dalle destre radicali ed è utilizzato come elemento di accusa e di negazione della legittimità politica, diciamo, nei confronti di quella che è la sinistra. Quindi, primo tema, questo problema dell'antisemitismo, che ha smesso di essere, mi sembra, un qualcosa che interroga la storia dell'Europa e che in qualche maniera viene espulso e riferito ad altri, a un contesto altro, eccetera. Parallelamente questa questione, ovviamente, lo capite bene, lo abbiamo detto prima, si porta dietro la questione della memoria dell'Olocausto, cioè che cos'è, come dire, la memoria di quell'evento storico che in qualche maniera condensa questa storia, ribadisco, europea e il suo lato oscuro, che culmina nello sterminio ebraico della Seconda Guerra Mondiale. Peraltro sterminio ebraico che in realtà, per chi come me ha studiato la violenza nazista, sta in realtà dentro un progetto razziale molto più ampio e complicato, che, come dire, mette al culmine come dire, di quel processo di eliminazione e di purificazione dal punto di vista nazista gli ebrei, ma in realtà è un complesso disegno di mutamento della natura demografica dell'Europa, che coinvolge gli ebrei, i rom, la popolazione sinti, le popolazioni slave, tutte le popolazioni considerate inferiori. Anche qui altra questione cruciale. Negli ultimi decenni la storiografia ha fatto passi, diciamo, importanti nella ricerca. Oggi noi sappiamo che quel processo, che sicuramente ha caratterizzato la storia tedesca, e ovviamente questo è un libro che nasce in Germania anche per questo fatto specifico, in realtà ha visto la partecipazione sostanzialmente di tutte le altre grandi nazioni europee. Noi abbiamo un fascismo francese a Vichy che collabora con lo sterminio degli ebrei francesi. Io sono stato di recente a Parigi e ogni angolo di quella città ha tracce visive in cui si dice: qui c'era la scuola in cui andavano i bambini cachés nascosti per sfuggire alle ebrei, qui c'è stato il luogo della deportazione. Questo fatto da francesi contro francesi ebrei. Sappiamo della collaborazione del fascismo italiano alla deportazione degli ebrei italiani, nel manifesto di Verona, con il congresso di Verona, nel manifesto del Partito Fascista Repubblicano, gli ebrei sono considerati stranieri e nemici della nazione, e ovviamente questo è un tema che noi troviamo in tutta l'Europa orientale, in Polonia, in Ucraina, cioè il tema della collaborazione delle elite in Ungheria, diciamo, dove quando vanno al potere le croci frecciate vengono deportati tutti gli ebrei nel 1944. Insomma, la questione dell'Olocausto non è solo una questione tedesca, ma in realtà è anche qui di nuovo una questione europea. Quindi il tema dell'antisemitismo, del razzismo e della responsabilità dell'Olocausto ancora una volta sembra chiamarci in causa a 360 gradi. Allora, quindi la prima questione che porrei a Donatella è esattamente questa: ma insomma, com'è che questa cosa che sta dentro il cuore dell'Europa a un certo punto è invece diventato qualcosa che noi imputiamo in primis ad altri? Com'è che questa cosa, che storicamente ha a che fare con, come dire, quelle che sono state le destre radicali, xenofobe, ultranazionaliste, fasciste dell'Europa, finisce per essere un'accusa alla sinistra? E com'è che poi in realtà, come dire, il sostegno all'autodeterminazione
di un popolo finisce per chiamare in causa queste questioni? Questa è la prima domanda. Grazie mille. Non è una domanda a cui è facile rispondere, perché appunto c'è una dimensione storica che tu hai detto verrà affrontata in altre occasioni, però quello su cui mi sono concentrata io è anche la dimensione contemporanea degli ultimi 10 anni al massimo, in cui due cose importanti sono successe che aiutano a rispondere alla tua domanda. Una avviene in Europa ed è il fatto che a destra, in primo luogo, ma poi anche a seguire da parte di partiti e organizzazioni di centro, il problema principale viene individuato nei migranti. Quindi è una forma di razzismo, perché l'idea che l'antisemitismo è di sinistra si accompagna all'idea che c'è elaborata in Germania in particolare, ma anche in altri paesi, che l'antisemitismo sia importato. Lo chiamano antisemitismo importato, importato dai migranti che sono arrivati con le navi, importato dai migranti che vengono dai paesi arabi, che vengono da paesi musulmani. Quindi c'è un interesse a individuare a destra una civiltà occidentale pulita dai crimini precedenti, pulita dal crimine dell'Olocausto perché ci si oppone, ma pulita anche dagli altri crimini che sono avvenuti prima e dopo l'Olocausto, cioè per esempio i crimini del colonialismo che vengono rifiutati. Questo è partito dall'estrema destra, però ha sviluppato anche una sorta di competizione per imitazione, per cui quello che ci si è trovati di fronte è anche un centro, e spesso anche un centro-sinistra, che cercano di competere con la destra prendendone un pezzettino. Prendendone pezzettini sempre più grossi di tipo di ideologie. Quindi abbiamo visto che questo tipo di concezione dell'antisemitismo come importata dai migranti, che dimentica che per esempio in Germania un quarto dell'elettorato sostiene Alternative für Deutschland, che è un partito di destra radicale, e viene presentato invece come un modo per pulirsi la coscienza. Questo è vero che ha radici nel passato, però succede soprattutto a partire dalla fine del decennio scorso e avviene attraverso la elaborazione in particolare di una definizione dell'antisemitismo che la distacca da quella di razzismo, perché per noi, quando tu dicevi cos'è antisemitismo, è una forma che ha preso il razzismo. Questo è stato invece negato, facendo dell'antisemitismo, della lotta all'antisemitismo invece uno strumento razzista, uno strumento di lotta razzista contro i migranti che vengono accusati di colpevolezza in una grande tragedia in cui i migranti non avevano avuto nessun ruolo. In Europa questo si è sviluppato in maniera diversa, però molto forte in Germania, abbastanza forte anche in Francia e in Gran Bretagna, che non a caso sono i paesi che hanno più contribuito alla Nakba, cioè che hanno più contribuito a quella sorta di giustificazione dell'espulsione del popolo palestinese in nome del bisogno di trovare uno spazio sicuro per gli ebrei che erano stati perseguitati non dagli arabi, non dai palestinesi, ma dagli europei. E poi c'è un altro elemento importante, che è anche la destra radicale in Israele, perché questo ha portato ad accentuare degli elementi che erano già presenti nella Costituzione dello Stato di Israele, cioè gli elementi di una pretesa di uno Stato religiosamente pulito, diciamo,
e anche di una pretesa dello Stato di Israele di rappresentare gli ebrei della diaspora, cioè di rappresentare quello ormai più del 50% degli ebrei che non vivono in Israele, ma anche molto spesso, soprattutto nelle generazioni più giovani, sviluppano un rapporto di ostilità perché vedono la loro identità come un'identità diasporica, non un'identità che ha bisogno di collegarsi direttamente a uno Stato nazionale solo degli ebrei, e anche che dicono non in mio nome. Quello che fa la destra radicale in Israele non lo fa in nome degli ebrei. Ma nel libro inizio anche citando casi in cui l'accusa di antisemitismo, in maniera paradossale ma non tanto, è stata fatta principalmente a intellettuali ebrei, che erano colpevoli del crimine di concepire non solo l'antisemitismo, ma anche l'essenza stessa della religione ebraica come una religione universalista, che quindi è una religione naturalmente radicata nei diversi territori e che non pretende un territorio scacciando gli altri da questo. E questo spiega anche perché anche in Germania gli ebrei antisionisti siano uno dei principali target della repressione. Forse avete sentito parlare delle Jewish Voice for Peace, delle voci ebraiche per la pace. Ci sono tante associazioni anche in altri paesi che si ispirano a questa concezione dell'ebraismo, che rivendicano il proprio essere ebrei, però sono perseguitati perché il loro essere ebrei si distacca dalla visione del governo israeliano, che è quella che si è sviluppata di più. In Germania le Jüdische Stimme, cioè le voci ebraiche per la pace, sono state dichiarate organizzazione estremista, e l'effetto è stato proprio negli ultimi mesi che gli studiosi ebrei che appartengono a questa associazione automaticamente sono stati cancellati da qualsiasi presentazione, conferenza, eccetera, in università tedesche perché si presumeva che facendo parte di questa organizzazione potessero dire qualcosa di antisemita. Cioè lo Stato tedesco, le istituzioni tedesche si arrogavano il diritto di chiamare antisemita degli ebrei che rivendicavano il proprio essere ebrei, però in una concezione profondamente diversa. Non voglio darti una risposta troppo lunga perché ce ne sono altre, però un elemento lo volevo sottolineare perché riguarda la Germania in particolare, ma anche tutti noi, incluso altri paesi europei, incluso l'Italia, eccetera, ed è il fatto che uno degli strumenti che anche Israele ha adoperato per imporre questa visione di antisemitismo distaccata dal razzismo è una nuova definizione di antisemitismo, che è quella della International Holocaust Remembrance Alliance, l'alleanza per ricordare l'Olocausto, che ha proposto una definizione che è stata adottata da diversi stati e in Germania anche dalle università e così via, in cui sono considerati ufficialmente negli esempi che vengono dati come antisemita il reato di comparazione. Cioè se, come si diceva all'inizio, si parla di genocidio rispetto a quello che sta facendo Israele a Gaza, secondo questa definizione
lo stesso parlare di genocidio può essere considerato come antisemita. Ma una giornalista ebrea come Masha Gessen ha visto il suo cerimonia di premiazione per il premio Hannah Arendt cancellato perché lei aveva comparato la situazione a Gaza con le situazioni in un ghetto. Quindi non solo genocidio non può essere collegato, ma ghetto non può essere collegato a apartheid, non può essere utilizzata come un termine per descrivere quello che Israele sta facendo, e pulizia etnica non può essere, secondo questa definizione, deve essere considerato come antisemitismo. E l'altro elemento gravissimo di questa definizione, che è stata infatti criticata da molti studiosi di Olocausto, di genocidio, di nazismo, eccetera, è il fatto che si dice che Israele non può essere criticata. Dico, può essere criticata ma non in maniera diversa da come viene criticato un altro Stato. Ma questa è una definizione così labile che nei fatti è stata utilizzata in particolare in Germania per punire intellettuali, artisti palestinesi provenienti da altri paesi, ma anche intellettuali tedeschi di origini nella diaspora di altri stati, e anche molti intellettuali ebrei che rifiutavano, al punto che una filosofa come Nancy Fraser è stata licenziata dall'Università di Colonia perché aveva firmato una petizione sul ballottaggio. Anche Nancy Fraser dice: io sono un'ebrea, come Judith Butler, che ha detto la stessa cosa. Come si permettono gli eredi dei nazisti che hanno ucciso le nostre famiglie di stabilire che quello che noi diciamo è antisemita? Quindi questo tipo di paradosso emerge particolarmente forte. Allora, su questo aspetto mi sembra che emerga anche del testo, ma anche dal tuo intervento, un primo grande elemento. Cioè noi abbiamo paradossalmente una sorta di, come dire, privatizzazione della memoria dell'Olocausto, o meglio un suo appalto a quella che è Israele. Questo ovviamente pone tutto in realtà una serie di problemi storici, perché sionismo e diaspora non sono ovviamente la stessa cosa, anzi sono due progetti diversi, perché in realtà la storia di Israele, pensavo ad alcuni degli elementi che hai richiamato, ghetto, apartheid eccetera, è una storia molto complicata. Non a caso Israele ha diciamo, negli anni del boicottaggio internazionale verso il Sudafrica, Israele invece ha una solida relazione con quello Stato, cioè con lo Stato del Sudafrica bianco, e in realtà ad esempio Israele ha una sua storica relazione anche con la destra nazionalista indù. Diciamo, da questo punto di vista, come dire, la storia poi di questi collegamenti tra le varie destre, come dire, che fanno dell'elemento etnonazionale una loro caratteristica, è una storia molto interessante. Però mi sembra che dal nostro punto di vista il primo elemento drammatico sia questa cosa qua, cioè il fatto che si pensi che la memoria dell'Olocausto è qualcosa, come dire, che sia appannaggio in realtà solo ed esclusivamente dello Stato israeliano. Questa citazione finale della Butler che dice: ma veramente questa è la storia della mia famiglia, e come dire la nostra possibilità di interpretarla deve essere lasciata aperta, e quella è un'appropriazione. Peraltro, per chi va a studiare la storia di Israele sa che la memoria, cioè gli studiosi israeliani, scritto un libro molto, diciamo, diversi studi interessanti, è una storia problematica. Fino al 1960 Israele non si richiama affatto all'Olocausto come proprio elemento di legittimazione, anzi, diciamo, il mito fondativo di Israele è quello del Sabra, cioè quello del pioniere che redime il deserto, fa fiorire le piante, eccetera. Diciamo, e in realtà la vicenda dell'Olocausto pone anche il problema, diciamo, della reale relazione tra
la nascita dello Stato di Israele e quello che succede, perché lo Stato di Israele di fatto come struttura si forma negli anni 30, cioè c'è già prima, diventa successivamente, ovviamente quello che succede con la seconda guerra mondiale è qualcosa che, come dire, indirizza un percorso che in realtà era già stabilito prima, però appunto diciamo, questo non è un libro storico in senso stretto, però diciamo, ci rimanda a questa questione, cioè sembra quasi che la memoria dell'Olocausto non sia qualcosa che ha a che fare con le storie dei tanti paesi europei che sono stati richiamati con quelle memorie nazionali. La questione della comparazione è una questione importante invece, perché qui torniamo al tema del pulizia etnica, massacro, genocidio. Allora, ovviamente qui c'è, io sono d'accordo con la riflessione diciamo, precedente, è evidente che, come dire, siamo dentro una questione nominalistica, nel senso che genocidio o pulizia etnica o massacro di massa poco dovrebbe cambiare rispetto alle necessità di intervenire. Però è chiaro che nella costruzione pubblica la difficoltà ad accettare una discussione sul termine è indicativa. Penso all'editoriale di Ernesto Galli della Loggia di qualche giorno fa, perché dire che non è olocausto in qualche modo sta diventando un modo per dire va bene, ma è uno dei tanti conflitti del mondo, ci sono tante altre guerre nel mondo, a me ricorda e allora le foibe, e allora il Sud Sudan, e allora quello che succede in Cina, e in realtà diventa la giustificazione, questo stile argomentativo narrativo, per dire vabbè, come non fai. Anche qua, questo io lo sottolineo, mi colpisce sempre nelle discussioni che faccio su questo tema, perché poi uno allora direbbe, beh, allora dobbiamo fare qualcosa anche per il Sud Sudan, per quello che succede in tutto il resto del mondo. Invece no, dire che c'è il Sud Sudan significa, va bene, non dobbiamo fare niente, va bene tutto così, però appunto questa sarà una mia incapacità di ragionamento. Ovviamente io penso che questa questione non possa, cioè che questo non sia il caso, però ed è evidente che la questione del genocidio, perché viene usata e viene invocata? Per più motivi. Il primo è ovviamente, ormai anche da un punto di vista scientifico, quello già ricordato, quello della comparazione. Io segnalo un articolo molto importante di Omer Bartov che è uscito sul New York Times, che adesso è stato anche pubblicato da una rivista che si chiama Italia Contemporanea. Omer Bartov è uno studioso ebreo ed israeliano, che vive da tantissimo tempo e studia negli Stati Uniti, è uno dei maggiori storici della violenza nazista nel cuore dell'Europa ed è il padre degli Holocaust Studies. Come capite già dalla definizione è questo gruppo di studi scientifici che lavora appunto sul tema della comparazione. Noi a livello storico sappiamo che non sarebbe stato possibile l'Olocausto senza una serie di altri eventi precedenti. Il sistema della deportazione delle popolazioni civili che gli inglesi inaugurano in Sudafrica, l'eliminazione degli Herero in Namibia fatta dalla Germania nazista, abbiamo cioè dentro il meccanismo coloniale, cioè abbiamo un nesso proprio tra colonialismo e nazismo. E Messager, il padre della negritudine, in Discorso sul colonialismo scrive un articolo importante perché si rivolge alla Francia, ma il discorso è più generale e dice sostanzialmente voi europei avete capito durante la seconda guerra mondiale cosa significa essere considerati delle cose ed essere cancellati. E questa cosa qui io la trovo una cosa preoccupante, perché come dire, questa cosa qui significa, a me sembra, cancellare il segnamento principale, ad esempio, di Primo Levi, che non scrive se questo è un ebreo, scrive se questo è un uomo. Cioè noi stiamo perdendo di vista la dimensione universale di quell'esperienza. Questa cosa, ad esempio, invece, altri l'hanno presente. Pascal Mishra, che ha scritto un libro molto bello che ho visto e lo trovate esposto tra gli altri libri, Il mondo dopo Gaza, non fa altro che è un intellettuale di formazione indiana che vive in Inghilterra e partecipa al dibattito pubblico in lingua anglosassone, ovviamente ha letto Primo Levi e lo richiama, e quindi ci porta dentro, secondo me, questa questione, cioè la questione del genocidio è ovviamente non solo una questione nominale, ma una questione che secondo me, perché funziona e ci pone questo problema scientifico, perché chiama in causa la questione della nostra responsabilità. Quale? La prima, nel non essere intervenuti allora.
Cioè, ovviamente, la grande domanda che si sono posti scrittori e poi storici, eccetera, è: ma come è stato possibile? Qual è stato il livello di corresponsabilità delle società civili, delle elite, degli stati, eccetera? E ovviamente quella cosa lì ci risuona e ci dovrebbe richiamare. Per questo c'è, secondo me, invece la questione politica dell'uso di genocidio, è una questione fondamentale. Perché come allora, anche oggi, nelle diversità delle esperienze storiche, ma con alcuni elementi sicuramente che accomunano quegli eventi, dal punto di vista della discussione pubblica, la questione della responsabilità è: cosa stiamo facendo oggi, visto che allora non abbiamo fatto? Allora, questo secondo me è la questione su cui diciamo, ti provo a ridare la parola, perché tu nel libro poni anche un altro tema interessante, cioè che cosa succede a chi cerca di dire che invece bisogna intervenire, e a chi cerca di dire che bisogna intervenire anche, come dire, e lo fa in realtà recuperando altri lati, secondo me, meno scuri e più luminosi della tradizione culturale occidentale, ma forse non solo occidentale, cioè chi cerca di dire: noi dobbiamo fare qualcosa, in che modo lo facciamo e come andiamo ad agire. E ovviamente in realtà il discorso che faccio qui sono espliciti, diciamo, qui il tema è come si agisce, cosa si fa rispetto a questo, o meglio rispetto a quello che sta succedendo oggi, ma anche in realtà quello che, diciamo, che è la situazione storica della questione palestinese, e con quali strumenti, quindi alla pratica del boicottaggio, al BDS, a quell'insieme di organizzazioni della società civile palestinese che hanno creato un network internazionale che ha provato a dire alcune cose e anche a farle. E qui tu fai nel libro una serie di elementi interessanti invece su come che valore ha assunto questo nel dibattito pubblico. Grazie. Su due temi volevo risponderti. La memoria, che è molto importante anche sul che cosa fare, che infatti in Germania si è istituzionalizzata su una memoria molto selettiva dell'Olocausto, come dicevi tu, in cui tante vittime sono scomparse, ma anche è diventata una memoria poco utile a riflettere, perché invece di guardare al potenziale del ripetersi dell'Olocausto, ovviamente in altre forme storiche, ha teso a considerare l'Olocausto stesso, la Shoah, una parentesi in una storia gloriosa dell'Occidente. Molti studiosi di memoria, Rothman è uno di loro, hanno sottolineato come l'elemento importante perché si impari dal proprio passato è quello di rendere il passato aggiornabile e reinterpretabile rispetto al confronto con quello che viviamo adesso. Una delle mie convinzioni è che la resistenza al fascismo e al nazismo ha radici che si mantengono nel tempo e che però si mantengono perché vengono via via rivisitate, vissute attraverso diversi tipi di individui, gruppi, momenti storici e così via. Invece anche nella interpretazione di Habermas e della, secondo me, degenerazione della scuola critica di Francoforte, l'intenzione era quella di definire il nazismo come una parentesi, come appunto se fosse la sola, come se le sofferenze, la vittimizzazione di altri gruppi non contasse tanto quanto quella degli ebrei. E infatti, per esempio, anche tu citavi Herero e il genocidio in Namibia,
quello che è emerso è che anche nei negoziati ufficiali per avere un riconoscimento da parte della Germania, chi negoziava da parte degli Herero gli veniva detto: come ti permetti di compararti con le ebrei vittime del nazismo? Quindi anche studiosi che inizialmente avevano apprezzato la memoria dell'Olocausto in Germania come una memoria che era stata capace di rivisitare in maniera autocritica alcuni momenti storici, da Masha Gessen a Susan Neumann, anche loro intellettuali appunto ebrei, arrivato a un certo punto dicono: ma questa memoria è degenerata proprio perché è diventata una memoria imposta dall'alto, che non ha conosciuto nessuna possibilità di incontrarsi con memorie di altri gruppi che avevano sofferto storicamente enormemente per altre forme di razzismo. E questo a me mi ha colpito un studio di una etnografa che ha seguito i bambini arabi in famiglie di origine arabe che venivano portati in visita ai campi di concentramento, e i bambini spesso si identificavano nelle vittime perché dicevano: sono persone che come noi erano escluse dalla società. Questo sarebbe stato, quindi è un elemento che permette un'interazione tra memorie di sofferenza diverse vissute in periodi diversi. A questi bambini, da parte di chi organizzava questi eventi di socializzazione cosiddetta, gli veniva detto: no, tu non devi identificarti con le vittime, tu devi identificarti con i colpevoli. Quindi rompendo ogni possibilità di sviluppare invece una memoria che permetta di far crescere la comprensione tra i popoli e soprattutto che permetta di individuare quali elementi universalistici si possono ritrovare lì. Una memoria appunto che invece tende a presentare l'Olocausto come parentesi in una storia gloriosa dell'Occidente. Sul cosa fare e come reagire. In Germania non è che non ci siano momenti di resistenza, ci sono molto forti, anche molto coraggiosi, prevalentemente da parte di cittadini che vengono da storie di migrazione, anche da parte di gruppi di una nuova diaspora di israeliani in Germania, che è una diaspora che viene soprattutto da chi scappava dall'Israele di Netanyahu e poi se l'è trovata lì riprodotta pari pari. E in questi casi la repressione è stata una repressione come quella di cui parlo nel libro, che ha costituita anche da stigmatizzazione di intellettuali, da licenziamenti e così via. Però c'è stata anche una forte repressione nelle piazze, fortissima, estremamente violenta, soprattutto a Berlino. Qui entra appunto in gioco cosa si deve fare. Innanzitutto quello che è mancato lì, ma che io ho visto invece presente in molti altri paesi europei, è una capacità della società civile di riconoscere il razzismo che c'è dietro questo tipo di interventi di repressione e riflettere su cosa vuol dire difendere libertà e diritti civili e sociali. In Germania questo non c'è stato, cioè in Germania l'equivalente della CGIL, dell'ARCI, degli istituti Gramsci sono stati all'avanguardia della repressione in nome di questa perversa visione dell'antifascismo. Quello che è stato fatto anche rispetto al boicottaggio è stata un'azione di fortissima criminalizzazione,
attraverso una risoluzione parlamentare, quindi non una legge che viene controllata dalla Corte Costituzionale, ma una semileggi, il BDS è stato dichiarato antisemita. Non fuori legge, però un tipo di accusa che ha portato spesso alla cancellazione di eventi di boicottaggio, che sono eventi che una volta venivano considerati come la forma non violenta di resistenza di un popolo a cui viene negato il diritto al proprio territorio. In Italia questo è successo anche, però in maniera meno strutturata e istituzionalizzata. E infatti quello che vediamo adesso è che ci sono tantissime forme di protesta che si orientano verso il boicottaggio, da quello della Biennale di Venezia a quello che ha riguardato la partita Israele-Italia e così via, e tante forme anche di mobilitazione all'interno delle università, che in alcune università come la nostra, come la scuola normale, ha portato a una mozione che chiede che si impegna a non costruire accordi con istituzioni israeliane direttamente o indirettamente connesse alle occupazioni illegali dei territori palestinesi e il massacro dei palestinesi al momento. Il boicottaggio è una forma che si può adoperare rispetto a diversi comportamenti di un individuo, come un individuo che va ad acquistare qualche cosa, e da questo punto di vista molto successo hanno avuto anche campagne di protesta contro la vendita di prodotti di case farmaceutiche israeliane, che sono stati in molti città di piccole e grandi dimensioni, in Toscana per esempio, che conosco meglio, adottate anche dai consigli comunali. Pochi giorni fa c'è stata un'altra forma di protesta che secondo me ha avuto un notevole impatto dal punto di vista emotivo, ed è stato lo sciopero della fame a staffetta simbolico da parte dei lavoratori della sanità, che in maniera estremamente radicata sul territorio hanno partecipato e pubblicato le loro fotografie "Io digiuno contro il genocidio a Gaza". Questo è anche secondo me un elemento importante, perché ricollega tante diverse forme di coinvolgimento e della riflessione sul genocidio, che ha riguardato in particolare gli operatori nel settore sanitario, che sono stati uccisi in massa con mancanza di rispetto per le stesse leggi relative alla guerra, ma anche i giornalisti, per esempio, che Gaza è stato teatro di uccisioni, non solo di uccisioni collaterali, ma proprio di uccisioni mirate dei giornalisti. Gli artisti, gli sportivi, tutti hanno visto anche il collegamento la riflessione sull'opposizione al genocidio come qualcosa che riguarda anche la nostra riflessione su cosa vogliamo fare noi col nostro mestiere, noi come docenti, con il nostro, ma anche i portuali, che hanno avuto un effetto importante anche dal punto di vista simbolico, i portuali Camalli di Genova, che con la loro promessa di bloccare l'Europa se la flottiglia non verrà lasciata arrivare a Gaza, hanno catalizzato tanta attenzione. La mobilitazione dei sindacati è particolarmente importante in questo, perché i sindacati hanno anche la possibilità di creare sensibilizzazione e anche di produrre
un effetto immediato. L'azione dei Camali di Genova non è nuova, è 5 anni che il CALP sta adoperandosi per affermare che essere portuali non significa essere trasportatori di strumenti di morte, e questo appunto testimonia anche di come nel mondo del lavoro si sviluppa una riflessione importante. Anche qui potrei parlare per ore, ma aspetto la terza domanda. Allora, va bene, io diciamo la terza domanda la vorrei forse a questo punto però lasciare per ultimo, perché mi sembrava che stia diciamo, venendo fuori un elemento molto interessante, che è un po' la risposta a quella questione che ponevo, cioè cosa possiamo fare. Tu hai indicato cosa si sta muovendo nella società civile, anche quella italiana. Noi avevamo pensato questo incontro diciamo anche insomma, per provare a ragionare sugli elementi in qualche maniera costruttivi, quindi io darei adesso la parola a Giuseppe proprio per ragionare sulle forme di attivismo che stanno emergendo, e visto poi che la mia domanda ricapitolava un po' il problema su cosa possiamo fare tutti quanti, ciascuno anche dentro il proprio ambito, ma come si può intervenire, poi proverei a rifarti un'ultima domanda su questo punto, diciamo, tenendo conto anche delle altre osservazioni. Do quindi la parola a Giuseppe adesso. Ringrazio, volevo solo tenere, diciamo, anche qui ringraziarlo in maniera particolare, perché è stato anche, diciamo, soprattutto grazie a lui che questo incontro si è tenuto. Ecco. Grazie, e un grande grazie a tutti coloro che stanno rendendo questo evento possibile. È bello essere tutti insieme nonostante sia un momento atroce. Quello che sta avvenendo è, mi si permetterà la provocazione, la soluzione finale in Palestina, e dobbiamo esserne consapevoli. Nel momento in cui noi ci chiediamo cosa fare, è fondamentale avere in mente anche il nostro di contesto, il nostro contesto politico e il nostro contesto mentale, quello che noi vediamo e pensiamo e percepiamo, perché ciò che noi immaginiamo è la prima porta, la prima strada che ci rende possibile fare delle cose, e siamo in una fase nel nostro paese, ma questo libro dimostra che sta avvenendo in maniera anche più violenta nei nostri vicini, una fase di restringimento dell'immaginario, di repressione di ciò che noi dobbiamo essere liberi di pensare. Si vuole limitare la libertà di pensiero, la libertà di espressione, la libertà di studio e la libertà accademica. Tutto questo avviene in contemporanea con un indebolimento delle istituzioni democratiche, poiché la dinamica di conflitto politico in cui noi oggi viviamo nei nostri paesi si nutre dell'idea davvero pericolosa di dover fare pulizia dell'avversario, di doverlo eliminare retoricamente in primis e poi anche fisicamente. Questa cosa non è una fantasia, non sono più le chiacchiere che ci sono state nelle nostre democrazie per tantissimi anni, ma sono dei rischi concreti per quella che è la nostra possibilità di agire, poiché non abbiamo più la stabilità dei contrappesi democratici che, con 1000 limiti e con 1000 disparità, e la questione etnica e razziale della razzializzazione entrerà di nuovo nell'immagine adesso, comunque hanno permesso a delle democrazie, seppur fragili e limitate, di galleggiare e di sopravvivere. La dinamica del panico morale che si mette in atto non si mette in atto solo sulla questione dei palestinesi, non si mette in atto soltanto in Germania, e a volte avviene, come è stato anche sulla questione palestinese, con passaggi estremamente fantasiosi e molto distanti dalla realtà che viviamo, dalla realtà dei fatti. Poi è chiaro che tutti noi osserviamo i fatti con un po' di filtro, abbiamo le nostre opinioni, però partiamo dal fatto che un mondo fattuale esiste, delle cose reali esistono, non è tutto nella nostra fantasia e possiamo creare qualsiasi cosa dall'oggi al domani. Nel nostro paese si è cercato consciamente, e per quanto riguarda il sottoscritto in maniera criminale, di creare una dinamica di panico morale nei confronti degli antifascisti e della sinistra per un omicidio avvenuto ai danni di Charlie Kirk negli Stati Uniti d'America,
con cui nessuno di noi può avere alcuna connessione. E la Presidente del Consiglio ha accusato partiti politici di sostenere un omicidio politico fatto in un altro paese con dinamiche assurde e soprattutto senza che nessuno abbia mai espresso niente del genere. Non è forse un tentativo, ovviamente non abbiamo la documentazione che Donatella Della Porta ha messo in questo studio sul caso tedesco, non è un tentativo di creare il panico morale? Chiunque non sia un conservatore è un potenziale terrorista, omicida, che usa l'omicidio politico per far valere le proprie idee? E soprattutto cosa significa questa accusa? Perché chiaramente non è qualcosa che serve soltanto a guadagnare 10 voti domani, anche perché domani non si vota. Come ben sappiamo, 4 affermazioni fatte un mese prima non spostano le elezioni e sono sicuro che chi ci governa, chi fa parte dei partiti nel nostro paese è ben consapevole di questo. C'è un tema se, e dirò una cosa, non è la stessa vicenda, ma il Partito Democratico italiano è stato accusato di antisemitismo, una cosa ridicola, senza alcuna prova, senza alcun argomento fattuale. Si accusa una formazione politica di essere antisemita perché la persona o le persone che muovono l'accusa non sono contenti della sua linea politica. Ecco, sono tentativi goffi, per quanto mi riguarda, ripeto, criminali e imbarazzanti, di riportare dinamiche simili a quella che Donatella Della Porta ha individuato nel suo lavoro. Noi dobbiamo essere consapevoli di tutto questo, perché la conseguenza del lasciar fare, la conseguenza del lasciar passare avanti questi giochi retorici, discorsivi, non è un partito vince l'elezione, l'altro va all'opposizione e ne discutiamo in Parlamento. La conseguenza è il massacro del capro espiatorio. Il capro espiatorio viene immolato davanti a tutti, devastato, gli si levano i diritti, gli si leva l'agibilità politica, gli si leva il lavoro in molti casi, perché molte persone hanno rischiato di perdere il posto e, ripeto, in questo caso il libro è davvero impressionante, perché sono impressionanti i casi di persone. Siamo nel paese della retorica del merito, dal curriculum inattaccabile e dal curriculum anche politico inattaccabile, che per l'arbitrio del potere sono state cacciate da fondazioni, sono state rimosse dalla direzione dei musei, gli è stato vietato di partecipare a eventi pubblici, gli è stato reso impossibile accedere allo Stato. L'ex ministro Varoufakis, che è stato ministro di una democrazia europea, non ha avuto la possibilità di entrare sul suolo tedesco poiché è accusato di antisemitismo. È una cosa gravissima. Questa dinamica noi la dobbiamo conoscere, perché nel nostro paese il livello di istituzionalizzazione della repressione non è andato così avanti. Mi si permette una battuta. Negli Stati Uniti l'Università di Berkeley ha consegnato 2 giorni fa una lista all'amministrazione Trump in cui elencava le malefatte dei propri docenti e diceva come i docenti di Berkeley, una delle più importanti università e rinomate università nel mondo, erano potenzialmente antisemiti. Una lista con tutte le informazioni di quello che loro avevano fatto, con nomi tra l'altro che a volte purtroppo sono anche gli stessi del libro, quindi sono persone che vengono vessate già da 2 anni sulla base quasi sempre del nulla. Queste liste, queste accuse fatte dall'università verso i propri impiegati sono le stesse che voleva introdurre il decreto sicurezza nel nostro paese. È stato sventato perché c'è stata una protesta, quella legge è legge oggi, vedremo quanto sarà lunga la vita di questa legge, ma poiché ci sono dei profili di incostituzionalità che chi studia diritto conosce molto meglio di me, ma quella legge voleva farci fare quella cosa, cioè voleva che le nostre università dessero i nostri dati dei panel che facciamo, delle lezioni che i docenti fanno nelle classi, per potenzialmente poter dire, sai che c'è, quello ha istigato all'odio. Ecco, noi usiamo istigato all'odio, magari non usiamo antisemita per ogni cosa, ma usiamo una serie di formule
e peraltro di solito contro chi non è proprio il protagonista di campagne di linciaggio mediatiche, non è nei confronti di chi possiede i giornali, o meglio alcuni giornali per fortuna, non tutti, e fa fare le persecuzioni ai danni delle persone, con i dossier che vengono pubblicati sulla loro vita privata, cosa hanno fatto, cosa hanno mangiato a colazione, i calzini che indossavano, cose di cui il nostro paese ha esperienza ben prima dell'avvento della destra. Quindi attenzione, perché alcune cose noi le abbiamo, si cerca di inserirle nell'ordinamento, si cerca di stabilizzarle come pratiche della repressione, noi dobbiamo, quando è possibile, anticiparle, rendendo più difficile la repressione e soprattutto non facendo quello che purtroppo i compagni socialdemocratici stanno facendo in Germania, legittimare. Togliamo compagni. Donatella dice togliamo compagni, io purtroppo... giustamente si dice in Italia, però è chiaro che in alcuni paesi non soltanto degli esponenti di partiti, ma interi partiti che dovrebbero essere progressisti stanno sostenendo in maniera convinta le tesi dell'avversario. Tesi di un avversario che, ripeto, vuole mettere in campo quella dinamica di cui parlavamo, non di un avversario che sta parlando del più e del meno, di opinioni, no, sta parlando del fatto che parti della società vanno marginalizzate, bisogna levargli il diritto della parola, non bisogna rendergli possibile di esprimersi, di camminare liberamente, di organizzarsi, di fare riunioni, di discutere, di fare lezioni universitarie, di scrivere tesi di dottorato, di scrivere tesi magistrali, di scrivere articoli sui giornali. E se tutto l'arco politico è coerente con le tesi dell'egemone, mi permetto di richiamare Gramsci, che ha di suo già un vantaggio, poiché ha il potere e poiché ha le redini del sistema, se tutto l'arco politico si sottomette a questo, stiamo attenti. E lì concludo con una nota positiva, nonostante siano giornate orrende, dobbiamo esserne consapevoli, il fatto che sulla Sumud Flottiglia ci siano esponenti di tutti i partiti del centrosinistra italiano, e che ci siano esponenti del mondo sociale, civile, del mondo sindacale, non è soltanto una cosa giusta perché sono buoni loro che stanno facendo una cosa bella, è una cosa che probabilmente ci aiuterà meglio a difenderci da questa offensiva violenta. E quindi dobbiamo essere grati a queste persone e stare attenti a chi vuole delegittimare magari anche loro e appunto dire a insospettabili di essere antisemiti. Grazie. Ringrazio Giuseppe perché ovviamente ci richiama una questione fondamentale, come si tengono le due cose, cioè la tenuta della democrazia interna messa a rischio dai processi di militarizzazione. Ci dovrebbe sentire Amal Kayal, credo, a cui no. Ci sente, credo di sì. Gaza Aria, manager del CIS, a cui chiederei di intervenire perché ovviamente, come dire, la giusta preoccupazione per l'uso strumentale che le destre fanno della questione dell'antisemitismo e ovviamente i pericoli della democrazia interna, eccetera, poi non ci devono far perdere di vista il punto fondamentale, cioè quello che sta succedendo ora, adesso a Gaza, in Palestina, dove il richiamo di Giuseppe secondo me è stato molto importante, cioè alla fine una serie di processi storici stanno di fatto portando a una politica eliminazionista che non è solo una costruzione retorica, ma è quello che sta concretamente succedendo. Io ricordo solo alcuni numeri: siamo arrivati a oltre 65.000 morti, in gran parte civili, donne e bambini. Donatella ha ricordato la distruzione del sistema sanitario, universitario, l'uccisione dei giornalisti, che ha assunto forme diciamo considerate inimmaginabili. Secondo l'Ansett in realtà complessivamente i numeri sono ben superiori, perché fino a qualche mese fa l'insieme delle scelte politiche del governo israeliano, qui arriviamo alla questione dell'intenzionalità, quindi non solo persone morte direttamente in seguito al conflitto militare, siamo arrivati a oltre 186.000 morti, quindi quasi 200.000 persone su una popolazione di 2 milioni di abitanti, a proposito della questione dei numeri. Ecco, chiederei ad Amal di intervenire, di provarci un po' a restituire anche il punto di vista
palestinese, se vogliamo, da questo punto di vista, ma in realtà prima di tutto di persona impegnata su quel contesto e anche capire come concretamente, perché poi ovviamente in tutto questo abbiamo parlato sempre di intellettuali europei, bianchi eccetera, e invece il tema della razzializzazione anche nella legittimazione del discorso sta diventando, ahimè, drammatico. Prego. Allora, buonasera a tutti, prima cosa, molto contenta di essere con voi, almeno online, e mi dispiace non essere in presenza, ma in ogni caso sono contenta di essere con voi. Prima cosa, come la dottoressa Donatella ha ben dichiarato, ben definito la nuova definizione dell'antisemitismo e qualsiasi tipo di critica che viene verso lo Stato di Israele, e possiamo vedere questa cosa benissimo oggi. Infatti oggi noi siamo affrontare questi problemi, la definizione dell'antisemitismo era creato per far affrontare i problemi e i colpi dell'occidentale con gli ebrei, ma noi oggi stiamo pagando il prezzo da anni. Mentre noi abbiamo accolto gli ebrei, e infatti i miei nonni mi stavano sempre parlando di loro vicini ebrei, e non esisteva mai questo problema dell'antisemitismo in Palestina, non esisteva, ma era creata per questi problemi che le comunità occidentali l'hanno affrontato. È diventata così problematica per diciamo il crollo dei valori, di principi della società occidentale, e possiamo vedere benissimo oggi infatti il doppio standard e l'ipocrisia della comunità internazionale, perché c'è oggi un genocidio sul vivo e nessuno può fermarla. E perché la definizione dell'antisemitismo era applicato su solo un gruppo specifico di semiti e l'hanno escluso altri gruppi semiti come i palestinesi, come nessuno capisce. Ma la lotta dell'antisemitismo è stata creata per prevenire, ripetere questi atti di odio, ma oggi infatti questo principio non è sufficiente per proteggere il popolo semita palestinese. Al contrario, infatti, oggi, come era menzionato prima, che oggi la commissione dell'ONU, dell'inchiesta dell'ONU, ha dichiarato che 4 atti del 5 atti del genocidio, della convenzione del genocidio, sono stati già applicati e stanno continuando ad applicarli nella striscia di Gaza, e anche in Cisgiordania c'è la pulizia etnica. E come infatti la dottoressa Donatella ha parlato benissimo sul zionismo, è molto importante differenziare, perché è usata come una chiara tra ebraismo e zionismo, mentre zionismo è un'ideologia secolare di origine national socialist, come radici di fascismo, del nazismo anche. Ma nessuno sta ascoltando, diciamo, o stanno usando come una propaganda che c'è questo conflitto di religioni tra ebrei e musulmani nella Palestina e Israele, ma infatti la realtà non è così. Sono molto contenta del discorso che avete già fatto sul BDS e il movimento delle università che stanno provando a supportare la Palestina, perché io sono molto convinta che infatti gli interessi economici possono giocare un ruolo molto grande in finire e dire stop al genocidio nella striscia di Gaza, speriamo presto, ma infatti stiamo già vedendo questi risultati grandissimi del movimento del BDS, anche i portuali,
Sì. Non so se mi sentite. Scusate, sono in macchina. Noi continuiamo Prego. a sentirti comunque. Ok, puoi proseguire quando vuoi, noi ci siamo. Sì, sì. Benissimo, vi ringrazio per aver invitatemi. Sono molto contenta di essere con voi e continuo ad esserci. Voglio ascoltare tutto il discorso. Allora, provo. Allora, qui arrivo a questo punto alla terza questione. Devo dire, io oggi c'è una bella intervista fatta da Giuseppe a Donatella si può fare pubblicità, poi diciamo, fare pubblicità al Giornale di Sicilia, devo dire, non è una cosa che avrei mai creduto proprio normale da quando sono arrivato a Palermo, però stavolta, a parte quando intervengono alcuni esimi colleghi in taluni casi, allora, a parte le battute, devo dire, c'è un'intervista molto bella che vi consiglio. E lo dicevo prima a Donatella, però c'è, diciamo, una cosa su cui io sono un po' più perplesso e che riguarda appunto questa questione del boicottaggio. E parto dall'ambiente di lavoro che io frequento, che è l'università, in particolar modo l'Università di Palermo. Io penso che le università italiane siano state, diciamo, nella prima fase anche molto attente a provare a tenere il quadro complessivo della situazione, quindi a intervenire, ovviamente condannando l'episodio del 7 ottobre, ma anche ricordando che la reazione da subito dell'esercito israeliano era spropositata. Mi sembra però che noi diciamo, abbiamo un problema che riguarda l'università, ma è un problema più generale, che è appunto la questione del come interveniamo, cioè di quali sono le forme, e qui ritorniamo al discorso del BDS, cioè quali sono le forme concrete con cui noi proviamo a fare pressione su Israele. Io faccio il caso dell'Università di Palermo. Le mozioni del nostro Senato accademico, dei nostri consigli di amministrazione sono, secondo me, decisamente condivisibili. Resta il problema che però noi non siamo riusciti, di fronte a un conflitto che dura da un'enormità di tempo e che ormai ha assunto le caratteristiche che noi dicevamo, a pensare a una serie di interventi reali. Cioè noi ad oggi non abbiamo una, come dire, una ricognizione degli accordi che esistono tra l'Università di Palermo e eventualmente il governo israeliano e altre università. Non sappiamo se ci sono progetti e che natura hanno quei progetti, non sappiamo se alcuni di questi accordi sono passibili di quello che si chiama in gergo tecnico uso duale, cioè possono avere una loro ricaduta militare. E devo dire, credo che questo diciamo, sarebbe interessante avere un'interlocuzione, però alcune cose sicuramente le conosco e quindi le dico. Noi abbiamo avuto una prima commissione che doveva occuparsi di questa questione, che era nato da un movimento spontaneo di alcuni colleghi che si era messo in movimento. Questa prima commissione è stata poi, diciamo, inizialmente nominata nel giugno del 2024, ma no, maggio 2024, quindi già un po' in ritardo. È stata, a questa commissione è stata tolta poi appunto la questione dell'uso duale, quindi questa commissione si è dimessa. Io tutte queste cose le so perché l'iniziativa era della professoressa Serena Marcenò e da parte anche di altri colleghi, tra cui il sottoscritto. Io ero parte di quella commissione, quindi questa cosa qui la conosco. È stata costituita poi una seconda commissione nel novembre del 2024 che doveva di nuovo occuparsi della questione dell'uso duale e che era assolutamente autorevole e che però poi credo non abbia prodotto i risultati e non sono sicuro che sia ancora in carica. Ma al di là della questione delle commissioni, che poi diciamo può apparire secondario, quello che a me sembra il vero punto della questione è che chiaramente un conflitto come quello israelo-palestinese pone tutta una serie di questioni. Ne discutevamo diciamo ieri, cioè non è solo il problema di una connessione direttamente militare, cioè che noi magari sviluppiamo una ricerca che può essere utilizzata per costruire un drone. Pensiamo ad esempio a cosa significa fare una ricerca con strumenti di geolocalizzazione, visto l'uso che poi ne fa l'esercito israeliano. Ma in realtà in quel conflitto, dalla storia all'archeologia,
al controllo delle risorse idriche, all'acqua, alla terra, alla questione dei fertilizzanti, ovviamente tutto questo insieme di elementi finisce per essere fortemente connotato politicamente. Decidere di scavare in un determinato strato del terreno piuttosto che in altro finisce per diventare un elemento di legittimizzazione storica, come dire, dell'acquisizione di un pezzo meno da parte di Israele. Ovviamente con un'ulteriore questione: ma cosa facciamo con quelle istituzioni, noi che siamo un'istituzione pubblica, cosa facciamo con le nostre corrispettive istituzioni pubbliche israeliane se, ad esempio, tecnicamente stanno in quello che secondo la risoluzione 242, peraltro è una risoluzione che, come dire, un tempo si contestava perché largamente sfavorevole ai palestinesi, sono oggi territorio occupato. Cioè, quando noi, la mozione che alla Normale avete steso, è una mozione molto interessante, perché significa che in realtà se qualcuno collabora non solo con il genocidio, ma con l'occupazione, allora bisogna interrompere ogni forma di relazione. Ma al di là delle questioni nominalistiche, io penso che qui la vera questione sia proprio politica, cioè io credo che intervenire su questi aspetti, cioè fare sentire che non è accettabile quello che sta avvenendo, non può che per passare per una serie di scelte concrete, comprese queste, a questo punto, della situazione. Cioè, quindi credo che, come dire, l'elemento del boicottaggio e dell'azione non violenta, il fatto di far sentire che quello che sta accadendo è, come dire, criticato e non accettato, è un elemento fondamentale. Lo dico anche perché io credo che sia l'unico vero punto di connessione con quel pezzo di società israeliana che esiste, che va ricordato e che si mobilita. Cioè, quando è uscito poco prima dell'estate un appello di 1400 studiosi israeliani che dicevano: guardate che quello che sta succedendo avviene solo quando le come dire, opinioni pubbliche civili sono passive, cioè quando le società accettano senza discutere la militarizzazione e contestavano alle loro università, ai loro enti di ricerca quel tipo di silenzio. Allora io penso che noi, nel momento in cui abbiamo una mobilitazione, scherzando, come dire, in una chat che ha raggiunto il mondo del calcio, per cui il presidente dell'associazione degli allenatori ha chiesto il boicottaggio, allora penso che noi dobbiamo ovviamente aprire una discussione su di noi, qui, su quali sono le forme diciamo, di azione concreta. E va bene, magari questa è la mia domanda, però forse immagino che ci siano interventi, quindi ne raccogliamo un po' e poi vuoi rispondere alla fine. Allora, prego chi vuole intervenire. Sì, ovviamente. Così ti sentono tutti. Intanto un appunto, io credo che anche in Italia, diciamo, pezzi alla sinistra, cioè, voglio citare la Picerno che rappresenta, diciamo, ok? No, la Picerno rappresenta la maggioranza del Partito Democratico ed è il massimo esponente del Partito Democratico in Europa, è la vicepresidente del Parlamento europeo. Sulle parole della Picerno e sul fatto che lei ha incontrato l'IDF e ha solidarizzato con Netanyahu non è stata detta una parola, e questa è una vergogna, va bene? Quindi, punto. Seconda questione che volevo dire, perché i fatti sono fatti e dobbiamo anche parlare a casa nostra e dire le cose come stanno. Casa nostra in senso lato, tra quelli che dovrebbero stare da un lato. La seconda questione è questo qua, che voglio dire. Io da studente universitario abitavo con 3 palestinesi. Uno viveva era un palestinese che era andato, di famiglia, che era andato via in Giordania, quindi Giordano ha passaporto palestinese, uno della Cisgiordania che aderiva al Fronte Popolare della Liberazione della Palestina e uno palestinese. A casa mia si aprivano dibattiti sulla questione palestinese e c'era un pluralismo bellissimo, c'era una grande ricchezza e anche loro rispetto alla società israeliana
loro difendevano ovviamente in vario modo l'identità palestinese, però c'era anche il rispetto per gli israeliani. Uno con cui ero proprio amico, diciamo, aveva il passaporto israeliano, era un po' inviso rispetto agli altri, ma lui mi diceva: Saverio, io vivo perché mio fratello ha un ristorante, vengono israeliani e per me con molti di loro noi siamo amici. Israele in quel periodo aveva un pluralismo politico che era un pluralismo avanzato, governavano i laburisti, c'era la metà degli elettori che votavano i laburisti, per carità erano sionisti ma erano laburisti, c'era anche una sinistra radicale avanzata e c'era una società israeliana, diciamo, che comunque dibatteva, difendeva la loro identità di paese, ma non aveva una visione fortemente, diciamo, stavo usando un termine ancora più forte, però è questo. Oggi sono passati 30 anni, il Parlamento israeliano è un'accozzaglia di gruppi politici legati a provenienze più che a identità, comunque tutti in vario modo fascisti. La sinistra israeliana non esiste più, cioè non c'è più Meretz, i laburisti hanno 4 deputati e hanno fatto la storia di Israele. La società palestinese pure, perché è inutile che ci prendiamo in giro, ma se si dovesse votare in Cisgiordania Hamas prenderebbe il 98% dei voti. Io ne sono convinto di questo. Però è quello il sentimento, perché c'è una solidarietà. Ci siamo. Speriamo ci sia ancora una Cisgiordania. Sì, ecco, ma dopo quello, ora il tema è, dopo tutto quello che è successo, qual è, siccome noi anche misuriamo la temperatura sociale e anche il sentimento che si sviluppa, qual è il fine? Cioè dov'è il fine? Perché grazie a questa impostazione in questi anni ci siamo mangiati completamente il diritto internazionale, tutti gli strumenti di governo internazionale, da quelli alla giustizia, da quelli dell'ONU, in Israele si sono resi ridicoli, perché nessuno strumento di governo internazionale ha più un senso di fronte a Israele. Io dico, qual è il limite? Cioè dove dobbiamo arrivare? Non so se è chiaro il concetto. Grazie. Allora, altri interventi, prego. Chiedo solo a tutti, diciamo, di provare a essere concisi, perché poi insomma, teoricamente alle 19:30 dovremmo chiudere. No, sono brevissima, volevo dire solo 3 cose. Una mi ha un po' anticipato, dico, il ruolo della sinistra cosiddetta, centro-sinistra italiano anche insomma, in questa nuova definizione di antisionismo. Un'altra, una domanda proprio, cioè che ruolo ha avuto anche l'istituzione della giornata della memoria per ingessare questa memoria? Io lavoro a scuola e nel mondo della scuola questa cosa è molto forte, non so, sicuramente è diversa la situazione della Germania, ma non la vedo così lontana. Cioè l'istituzione del giorno della memoria è diventato un'ingessatura della memoria e una memoria unidirezionale che non ci riguarda. Quanto il giorno della memoria ha nascosto il tema dell'occupazione dei territori, quindi è legato proprio direttamente a questo tema. Poi sul tema della repressione, no? Il libro non l'ho letto, poi magari lo leggerò, e si focalizza di più su quello che succede in Germania, ma mi sembra che in Italia la repressione, probabilmente per la situazione politica e anche di politica in senso ampio e sociale, la repressione è più sottile. Basta pensare a quello che succede adesso, tanto quello che succede all'interno appunto delle scuole, delle università, perché le proteste ci sono state, le università da parte degli studenti a scuola non tanto, però ci sono docenti che stanno cercando faticosamente di lavorare su queste tematiche. La repressione è più sottile, basta pensare anche a quello che è successo a Francesca Albanese, che
non direttamente, ma nessuno in Italia, il governo, qualche rappresentante eccetera, si è mosso per qualcosa, non è stata licenziata, ma non ha possibilità più di avere una vita civile, cioè è privata della possibilità di avere rapporti con qualunque istituzione o un conto bancario. Vabbè, ho finito. Allora, fermo restando che io sono assolutamente d'accordo sulla pretestuosità del termine antisemita per definire qualcuno che si ribella, diciamo, all'andamento generale. Ecco, io chiedevo, ci sono molte persone che paragonano la Shoah allo sterminio a Gaza. Ha un senso, ha una ragione di esistere questo paragone, comparazione, chiamiamolo, non so. Domanda lapidaria ma impegnativa, diciamo. Mi sembra che abbiamo chiuso, vuoi rispondere? Sì, senz'altro. Grazie mille, non so quanto riuscirò a rispondere a domande che sono centrali, però su cui credo che ancora una risposta come possiamo uscire da questa crisi non ci sia. Però questo non vuol dire che non ci dobbiamo pensare, anche tenendo conto di tante insegnamenti che ci vengono dal passato. Quindi da questo punto di vista inizio magari da quest'ultima domanda. Perché è utile comparare? La Shoah con la S maiuscola è un fenomeno storico che è collegato a dei specifici momenti, però rappresenta una distruzione di un popolo sulla base delle sue origini etniche da parte di un responsabile potente che utilizza pulizia etnica e uccisione di civili per eliminare un popolo. Questo è quello che sta succedendo a Gaza. Cioè, quindi cosa impariamo? Impariamo per esempio come nella Shoah uno dei elementi che ha permesso alla Shoah di svilupparsi è stato quello che diceva Tommaso all'inizio, cioè il fatto che non è stato soltanto un progetto di Hitler, ma su questo sono andati insieme tanti paesi in un panico morale, possiamo dire, cioè il tentativo riuscito in quel caso e in parte in questo è quello di individuare gli ebrei allora, i palestinesi adesso, come fonte del male, fonte dell'attacco a una civilizzazione occidentale. Chi è antifascista, chi è antisionista, antisemita in realtà adesso? È sempre la destra radicale, quindi c'è sempre, anche in questo caso, una utilizzazione di forme di razzismo che si sviluppano. Chi è responsabile della uccisione che, come diceva Giuseppe, viene poi attribuita alla sinistra? È un antisemita, sostenitore di destra radicale, di una destra diversa da quella che siamo abituati a conoscere loro, però Taylor Robinson era un militarista cresciuto all'interno di valori di destra radicale. Quindi anche lì c'è nel panico morale una definizione di colpevoli che devia dalla realtà, che colpevolizza chi è innocente per difendere chi è in realtà colpevole. E questo lo vediamo come con l'antisemitismo, come con l'invenzione di altri termini che adesso servono a reprimere la sinistra negli Stati Uniti, ma anche a poco si diffondono anche attraverso il governo di estrema destra che abbiamo in Italia. Termini come woke sono
termini sconosciuti più o meno nella sinistra, inventati per definire un nemico che non esiste, ma è un termine che può essere attribuito a tanti. Termini come gender, su cui adesso abbiamo avuto campagne accesissime di Salvini o protezione da parte di Meloni. Non è un termine che faceva parte dell'autodefinizione degli attori, viene utilizzato in maniera dispregiativa per scegliere dei nemici. Per questo è utile ricostruire e paragonare. Sulla sinistra, io penso che tutti noi siamo stati delusi dal ritardo che c'è stato in vari momenti nel coinvolgimento di tanti attori che sono stati importanti, per esempio rispetto al movimento della pace, rispetto al movimento alterglobalista, anche perché le prime manifestazioni nell'ottobre del 2023 erano manifestazioni tenute molto in piedi dalla diaspora araba in Italia, cioè aveva una funzione importante e c'hanno ancora i giovani palestinesi, ma si mobilitavano anche i lavoratori, si mobilitavano i lavoratori migranti che erano quelli più sfruttati, anche che sapevano che questo tipo di panico morale si indirizzava contro di loro. Tanti attori che adesso sono mobilitati dall'ANPI all'ARCI all'inizio, nei primi mesi, sono stati molto moderati, e lo stesso ovviamente è successo con la CGIL, è successo con il PD, è successo con anche altre associazioni della sinistra. Però è successo con alcune contraddizioni interne, perché io, portando in giro questo libro in Toscana e in altre regioni, quello che vedevo spesso era la partecipazione di chi diceva: io sono della CGIL, però non sono d'accordo con quello che la CGIL sta facendo, o io sono del PD, ma non sono d'accordo con quello che sta succedendo. Cioè c'è stata anche all'interno di queste istituzioni una pressione da fuori, anche di competizione, perché i primi a mobilitarsi con i lavoratori sono stati i sindacati di base, e questo ha creato una percezione che c'era bisogno di riflettere anche su questo. Però appunto la mia impressione è che adesso, più che cioè, tenendo presente anche la storia ormai lunga della resistenza al genocidio, è importante anche che questi attori si mobilitano, è importante anche che la sindaca Salis a Genova ringrazi il collettivo autonomo dei lavoratori portuali, che 5 anni fa era oggetto di persecuzione giudiziaria. È importante che la Chiesa Cattolica che esponenti della Chiesa Cattolica prendano posizione. È importante, cioè io sarei per un boicottaggio totale, che poi è quello che viene richiesto anche da settori politici di sinistra a Israele, nell'arte, nello sport, dappertutto. Penso che nelle università stia cominciando a crescere questo riconoscimento, almeno a giudicare dalla storia nostra della scuola normale, in cui una prima mozione nel 2024 ci ha portato al centro di una campagna di panico morale dove si diceva la scuola normale è antisemita. La mozione che abbiamo approvato in luglio era una mozione molto più radicale, non contro il dual use, ma contro qualsiasi accordo con, come dicevi tu, istituzioni israeliane coinvolte direttamente o indirettamente, cioè tutte,
Però non è stata tacciata di antisemitismo e ha visto il convergere anche all'interno dell'università. Io sono d'accordissimo con quello che dicevi tu, quando spesso persone dicono, colleghi, ma un archeologo che cosa c'entra? L'archeologia è fondamentale, cioè la politica è fondamentale. Da questo punto di vista io credo che sia importante anche riflettere sul boicottaggio, perché vuol dire riflettere su una cosa che oggi si tende sempre di più a negare da destra e dalla componente moderata, che è il fatto che l'università, l'arte, lo sport sono luoghi di politica, la musica è luogo di politica, quindi anche dal punto di vista di che fare, difendere il diritto di concepire queste istituzioni come politiche, di concepire che il lavoro di un portuale come il lavoro di un docente è un lavoro su cui c'è una riflessione sul contenuto di tipo etico e politico, è secondo me fondamentale. Poi sul che fare secondo me è fondamentale che si crei solidarietà, cioè in Germania ci sono tante proteste ma sono rimaste isolate. È importante che si crei invece una concezione di sinistra della solidarietà che passa anche attraverso però, io credo a questo punto, aiuti concreti. Cioè il boicottaggio sono favorevole al 100%, ma quello che la Global Smooth Flottiglia sottolinea anche è che aiutare la ricostruzione, aiutare a fermare lo sterminio è una cosa che richiede anche quello che la sinistra in passato ha saputo fare molto bene, cioè portare aiuti concreti non come carità ma come contributo. Umanità è l'umanità che viene concepita come un'appartenenza, non come un aiuto dall'altro. E lì le scuole e l'università sono anche elementi importanti su cui intervenire con aiuti immediati. Cioè, noi abbiamo anche un'esperienza, Saverio, simile alla tua. Abbiamo 4 palestinesi nella scuola normale superiore, anche loro provenienti da diverse forme, dalla diaspora, da Gaza, dalla Cisgiordania e da Gerusalemme, che ovviamente vivono e hanno vissuto esperienze diverse, che hanno anche bisogno di spazi in cui ragionare insieme anche agli altri su quale è la via di uscita adesso. Quindi anche questi elementi di borse di studio per gli studenti, di solidarietà concreta, di fare per Gaza quello che la sinistra italiana è riuscita a fare molto bene con i profughi cileni degli anni 70, cioè una partecipazione nel fare insieme è credo un elemento molto importante che dobbiamo iniziare ad avviare, una riflessione da avviare subito. Dico solo, faccio un'ultimissima precisazione e poi do la parola a Giuseppe che voleva chiudere. Ovviamente il problema non è la giornata della memoria, che ovviamente, come dire, come tutte le forme, diciamo, come tutto quel tipo di celebrazione ha presente il rischio di spessimento e di, come dire, perdita del senso reale. Il problema è la strumentalizzazione. In realtà poi, come sappiamo bene, da parte dei docenti c'è stato secondo me anche un lavoro grande, opportuno sulla giornata, come dire, che portava nel corso della giornata della memoria anche a forzare, diciamo, da un punto di vista più strettamente storiografico, ma a ridare, secondo me, a provare a ricogliere il senso vero di quelle iniziative. Ricordiamo il parallelo sulla questione delle migrazioni, sospensioni, eccetera. Cioè, secondo me il problema è la strumentalizzazione, non sono quelle situazioni in sé. Poi, ovviamente, della strumentalizzazione in generale, su questo c'è il libro e abbiamo fatto la discussione di questa sera.
Scusa un secondo solo, perché me l'ero scordata e secondo me è importante se anche la giornata della memoria diventa una giornata imposta con una visione dell'antisemitismo deviata, succede quello che Valentina Pisantì, che è un'intellettuale ebrea, ha sottolineato in un libro interessante pubblicato in italiano sul svuotamento semantico del termine antisemita. Cioè, antisemita in questo momento, se la lotta all'antisemitismo la fa Trump, non vuol dire più assolutamente niente. E questo è un elemento molto importante, perché è un elemento che soprattutto nei luoghi di memoria in Germania, che poi sono quelli che vengono frequentati dagli studenti italiani quando con la giornata della memoria vanno a guardare i campi di concentramento eccetera, questo tipo di politica di lotta all'antisemitismo in modo razzista è stata istituzionalizzata attraverso le decisioni di considerare simboli palestinesi come antisemiti all'interno di questi luoghi. E ultima cosa sulla sinistra, che secondo me, su cui dobbiamo secondo me riflettere, è il fatto che una parte delle difficoltà ad agire viene anche dal fatto che questo genocidio è stato sostenuto da leader del centrosinistra. Biden e Scholz hanno dato 2/3 nel caso di Biden e 1/3 nel caso di Scholz delle armi a Israele. Questo è un elemento secondo me importantissimo per capire anche questa incapacità del centrosinistra, per non considerare Starmer e Blair che fanno soldi sulla vendita di armi, ma anche sull'idea di trasformare Gaza in un resort turistico. Questo volevo dire. Ti lasciamo chiudere. Ringrazio, perché è un onore poter chiudere dopo tutto questo. Penso che noi dobbiamo guardare non soltanto ai lati negativi, ma anche a quelli positivi delle cose che succedono. Siamo nel mezzo di una delle peggiori catastrofi umanitarie della storia, e sicuramente una delle più gravi in cui molti di noi si sono potuti imbattere nel corso della propria vita, e io parlo da esponente della mia generazione, per quanto molte altre cose tragiche siano state silenziate, magari non ci siano arrivate come ci sta arrivando quella palestinese. Però va preso atto del fatto che questo movimento che si è venuto a creare, con tutte le sue debolezze, con tutte le sue divisioni interne, varietà, sta funzionando. Nel senso che sta ottenendo dei risultati dentro i nostri paesi e nella politica internazionale che non sono di poco conto. Ed è importante considerarlo, perché, diciamoci la verità, siamo nel periodo in cui vanno insieme da una parte i fanatismi al potere e dall'altra la rassegnazione politica. Noi abbiamo la prova di un movimento che non è stato immenso, non ha distrutto cose, non ha paralizzato il paese, è un movimento che ha espresso delle posizioni in maniera chiara per 2 anni, partendo da cose un po' più piccole che erano molto chiare, che man mano si sono andate allargando, e che ha cambiato il modo di agire degli attori. Il movimento ha martellato e gli attori, con più responsabilità, hanno iniziato a rispondere. Io voglio dirlo con molta sincerità, il fatto che non si sia creata una dinamica di panico morale sulla Global Sumud Flottiglia è una vittoria in movimento, perché già noi abbiamo avuto casi di indirizzamento violento, di attacco violento da parte di membri delle istituzioni, e non solo da destra, nel nostro paese, quando le persone sono state rapite, cooperanti che venivano rapiti in contesti di guerra, padri missionari che venivano rapiti, e la discussione era ma perché era là, è inutile, non doveva andare lì, è colpa sua se l'è cercata, sottotesto, e nemmeno tanto sottotesto, ma era sottotesto nel mainstream, era sottotesto nel come comunemente si discuteva la cosa. Poi alcuni chiaramente, come dice Ben Gramsci, no? la loro avanguardia lo diceva chiaramente, se l'è cercata, facevano i bei post su Facebook o i loro editoriali in alcuni giornali che sono particolarmente flessibili sulla deontologia professionale. E
Quindi dobbiamo guardare a questa cosa positivamente, sapendo che gli attori non sono monolitici, non erano monolitici quando si comportavano male, ovviamente definizione normativa mia personale, una mia opinione, all'epoca si comportassero male, oggi si comportano magari un po' meglio, non sono monolitici nemmeno oggi. Quindi è chiaro che dentro questi attori, dentro il partito, dentro i partiti, in Italia c'è il pluralismo, ci sono più partiti, dentro anche di centrosinistra, dentro i sindacati ci sono componenti che vorrebbero invece una posizione alla Starmer, cioè come in Inghilterra, far finta che tutti, cioè riprendere quello che c'è qua, il manuale, proprio copiare il manuale e fare la dinamica, quindi sono immigrati, sono pericolosi, vogliono distruggere il nostro paese, la sinistra sta con loro, sono antisemiti. Da noi questo si sta arginando. È importante capire le dinamiche del perché sta avvenendo, capire cosa di quello che nel manuale in Germania c'è stato e da noi non c'è, e come fare a rafforzare i circoli virtuosi contro quelli viziosi che sono sempre dietro l'angolo, e da una lotta che spesso e volentieri parte da posizione controegemonica deve sempre partire dall'idea che c'hai più ostacoli tu davanti al tuo avversario, perché di solito l'avversario c'ha dietro un setting, un contesto politico istituzionale di potere che lo avvantaggia rispetto a te che vuoi magari smuovere qualcosa ed evitare in questo caso la deumanizzazione palese di una popolazione del mondo. Quindi capiamo queste cose insieme, continuiamo a riunirci. Penso che sia prezioso che un luogo come l'Istituto Gramsci, non solo per il nome che porta ma per la storia che ha e anche per i volumi che ci circondano e le persone che lo hanno animato e lo animano tutt'oggi, debba essere un luogo che va in questa direzione, e sono felice di sapere, di vedere che lo fa e di contribuire anche io personalmente nel mio piccolo. Voglio ringraziare Donatella Della Porta per aver fatto questo viaggio, che è comunque un viaggio per venire in Sicilia a parlarne con noi, Amal per essere intervenuta e avere portato la sua prospettiva, e soprattutto il professore Baris per aver fatto aver reso possibile tutto questo, e ovviamente l'istituto, il professore Nicosia e tutto il pubblico, che le persone che hanno partecipato sia con un intervento che con l'ascolto, sperando che da una riflessione del genere, da una lettura come questa, possa scaturire l'azione e una creazione, per l'appunto, come diceva Donatella, di solidarietà, di legami che in questo tempo sono l'unica cosa su cui noi possiamo fare affidamento. Grazie.